un'altra iniziativa che stiamo facendo che è legata allo sport e precisamente va a toccare l'associazione Box Albignasego, un'associazione che è nata 4 anni fa grazie al sottoscritto, all'assessorato allo sport e grazie al presidente Manuel Tacchetto. Stasera andiamo a toccare un tema molto sentito che è il bullismo. Un tema molto sentito soprattutto per quanto riguarda nelle attività scolastiche e va a toccare l'età dell'adolescenza. Abbiamo visto con vari progetti, soprattutto sul concreto, che anche lo sport della box ha aiutato dei ragazzi a superare il bullismo. Lo scopo di questa serata è quella di riuscire a trasmettere il valore educativo che ha questa disciplina, nella quale noi crediamo fermamente. Perché scegliere la box? Perché la box intanto non è uno sport ma è una disciplina che ha una tradizione millenaria e in ogni suo gesto, in ogni suo piccolo movimento, sfaccettatura anche tecnica, porta con sé dei valori intrinseci di onestà, di lealtà, di rispetto per l'avversario. Il fenomeno del bullismo sta diventando sempre più grande. Stiamo cercando di aiutare una palestra che ha intenzione, attraverso la disciplina della box, di sconfiggere il bullismo, ma questo non significa che vogliamo insegnare ai ragazzi a combattere, quindi a combattere il bullismo attraverso i pugni. Tutt'altro, quello che vogliamo fare è insegnare ai ragazzi la disciplina e soprattutto imparare a riconoscere le proprie emozioni, a sentirle e ad esprimerle, non tanto solo dentro la palestra, ma soprattutto fuori quando sono in difficoltà. Ma la cosa più importante che vogliamo fare è quello di dare voce a chi è vittima di bullismo, perché anche chi è vittima di bullismo può avere il suo 50% di responsabilità, mettersi in atto e non svalutare le proprie competenze, ma soprattutto riuscire a darsi valore. Un adolescente su 3 è vittima di bullismo e questo è un dato molto preoccupante. Anche per questo facciamo questa serata, per riuscire a mettere in allerta i genitori, gli insegnanti, ma in realtà anche tutta la comunità, perché prendano in mano questa situazione pericolosa. Io ci credo molto e per questo anche abbiamo investito come amministrazione 50.000 euro per dare uno spazio nuovo dietro al Palasport di Via Torino per una palestra nuova. La serata è stata organizzata dalla nostra associazione Box Albignasego in collaborazione con l'assessorato allo sport e l'assessorato al sociale di Albignasego.